Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati qui domenica, senz'altro domenica, in nostra compagnia Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Dove? Su Radio Bella e Monella! Ma non solo siete domenica. Preparati, no. Domenica mattina, ragazzi. Senti certo. che energia, senti che carica. Anca massa. Perché? Perché noi siamo davvero felici di tenervi compagnia dalle 10 alle 12. Dove? Certo che sì. E non solo noi, ci saranno un sacco di ospiti, un sacco di rubriche. Ma non spoileriamo. No, vogliamo semplicemente dirvi che il nostro obiettivo oggi è darvi una carica totale. Sì, anzi, se vi serve la carica, noi saremo la vostra colonnina elettrica. E se vi serve un po' di energia, noi saremo il vostro pannello solare. Se vi serve un po' di potenza, noi saremo il vostro gas. E adesso basta, se no stamattina che facciamo pagare a Poeta, ragazzi. Dai che comincia Senz'altro domenica. Ragazzi, lo so che ne parlano tutti, però volevo dare anch'io il mio contributo al tema. Poi parleremo di Sanremo, ma più tardi, non iniziamo subito. Inizia Sanremo, te guarda. Come inizia Sanremo, ne parla tutti. Inizia Sanremo, siete mesi che dicono sì, inizia è prima Sanremo. Che sento, ragazzi. Che notizie si parla? Trump e Sanremo. Se Trump va a Sanremo siamo Mamma mia. Potrebbe essere. No, in realtà volevo parlare delle vacanze estive. Bravo. Voi avete prenotato? Sì. No, scusa, ragazzi. A me sembra un po' presto, però no. Cosa presto, guys? Che bisogna Sì, prenotare in adesso. ritardo, sì. Allora io la prima l'ho prenotata a luglio dell'anno scorso. Perché prenoto di anno in anno. E l'altra l'ho prenotata già da un bel mese e mezzo. No, io mi sono preso tardi, pensavo che a inizio febbraio fosse semplice, in realtà non è così. Scusa, mi preoccupa questa cosa, che io ancora non ho pensato neanche dove andare in vacanze e già a febbraio è tardi. Dai, preoccupati ora, perché sei tardissimo. A meno che tu non vuoi andare in vacanza a gennaio 2026. No, infatti. Che può essere una soluzione, in effetti, però. Allora ho fatto telefonate a tutti i campeggi del Trentino Alto Adige. Perché vai in campeggio, questo è il tuo obiettivo. Non scendo. Te sei un genio comunque, sai mettere in fila veramente gli indizi. Sherlock Holmes. Insomma, ho fatto la classifica dei 3 receptionist più uno più diffusi in Trentino Alto Adige. Receptionist più uno. Sì, più uno, perché l'uno è quello più importante. Ok, dai. Volevo dire i 4, ma amici dell'Alto Adige. Al numero 4, il simpaticone, campeggio in Trentino, e mi risponde in tedesco, chiaramente. Ovvio. Mi sorrido, no, guardi, sono italiano. Però non è che anche tu parli tanto italiano, ti trovavi, La risposta del simpaticone è stata: sì, a volte vengono anche italiani, purtroppo. Ma che ridendo, vabbè, ma che accoglienza una te? battuta, no? Chiedo per il periodo che mi serve, non c'è posto. Avete un periodo alternativo? O la prima di giugno o metà settembre. Che faccio? Ma i bambini sono a scuola? Beh, per le scuole che avete in Italia possono anche saltare scuola. Ma scusa, ma come si permette? Ma no, ma non è una cosa bella. Vabbè, al terzo posto è a Cancara. No, Io trovavo un altro aggettivo. Ho capito, ma non mi pare. No, ci sta, in italiano sarebbe la persona un po' difficile. Esatto, vai. Non c'è posto per il periodo che chiede lei. Ma avete periodi alternativi? Beh, se dovessimo stare al telefono a dire alla gente quando siamo pieni o quando siamo liberi, passeremo tutto il giorno al telefono. Pensavo che fosse il tuo lavoro, volevo dire. Coca, manco arroganza. D'altronde era a Cancara. Vabbè. Esatto. Al numero 2 la Lotteria Italia. Guardi, Sì. non c'è posto nelle date indicate, ma vada nel sito, inserisca altre date e vediamo se è fortunato. Ma come? Ma scusa, 6 gennaio. Ho capito questa cosa. Vabbè. E poi? Il sogno. Il sogno, questa sarà bella, vai. Certo, abbiamo posto nel periodo richiesto. Le mando le foto della piazzola, la mappa del campeggio, se le va bene come posizione, e in 2 giorni le chiedo di dare conferma. Perfetto, vuol dire che hai prenotato questo? No, siamo sta a casa. Ma era perfetto questo. C'era un motivo se era libero, caro Gaetano. Diciamo che in questo caso è vero il proverbio veneto: da giovani e da grandi, da vecchi e putei, che c'è sempre spazio per chi che gai skei.
Torna qui a trovarci senz'altro domenica un ospite graditissimo, ormai sempre fisso, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone buonasera. all'ascolto. Scusate che arrivo un po' trifolato, Trafalato. ma avevo caro portarvi i coeghini che vi avevo promesso. Scusi? I cotechini, coeghini, musetti. Sì, bello, grazie. Sapete che io e Renzo della Proloco nel tempo libero ci dilettiamo a fare i musetti, i cotechini? No. Onestamente non lo sapevo, Non sapevi? ma va bene. va bene. Allora basta che vi collegate al sito cianorensocolleghini.it e ne potete ordinare. Diciamo pensate a farlo in italiano. Però basta fare pubblicità cortesemente, lei è qui per un annuncio L'hanno importante. solo pensato, ma non sono stato in grado di farlo. È l'annuncio importante, ma ho già detto cianorensocolleghini.it. No, quella cosa su Sanremo che mi Ah, dicevi. bravo, sì, che mi hanno domandato di fare il discorso alla serata anguriare. Inaugurale, assessore, cioè l'assessore va a esatto. fare un discorso a Sanremo, Cioè, ragazzi. lei va a Sanremo, no? Esatto. Bellissima. Che cosa ha preparato? Ho preparato 2 righe, magari ve le leggo, mi dite se vi sembrano una bueada o se hanno senso. Allora, A naso, secondo diciamo me. già di sì, però ascoltiamo. Esatto, che se- allora, Sulla magari, fiducia per me già. magari ci perdiamo l'inaugurazione di Sanremo. Allora, cari amiche e cari amici, presenti qui al teatro di quella famosa marca di lavatrici che non posso dire, se no mi tocca dire anche a tutte No, state. ma si guarda, può dire, teatro Aris- Ariston. certo, non è Ecco, mica la sapevo. marca della levatrice. Cioè, Io no. sapevo, adesso mi tocca dirle tutte. Allora, Electrolux, Boss, No, Candy. Ma non è Candy per penso- piacere, cioè comunque non è per quel motivo può che si dire, chiama Aris. si può dire. Vada avanti. Sono Ciano Contin, assessore di un piccolo paese veneto. Va detto che non sono il primo veneto che ha incalcato questo prestigioso palco. Calcato. Cito ad esempio Patti Brava. Bravo. Grazie. No, ecco Donatella direttore. Rettore. Figliola Cinguettio. Cinguetti. Più recentemente citiamo Francesca Michelin Chielin. e i Pittura Fresca Oh. con il loro brano Papa Nero, Papa Papa Nero. Nero, dopo Miss Italia avere Un Papa nero, Nero, nome Barbero. e molti altri artisti ancora. Certo. Il Veneto ha dato Sì. i natali a tanti personaggi illustrati. Illustri. Ma non sono qua per dire che il Veneto è più meglio delle altre regioni minori d'Italia. No, perché dice minori? Non si può, non è. Ma non si può, no, assessore. No. Cito ad esempio la Liguria, regione in cui che siamo. Mi dicono che qua siete famosi per le 5 Terre. Pochine. Da noi 5 Terre le ha solo Renzo da Proloco. Se consideriamo anche i campi del cognato e della moglie, arriviamo a 18. Ma non no, sono non è che quelle le uno è- terre, cioè, non non è è che- non è l'appezzamento del Reno. Mi dicono che qua c'è una meta di mare molto rinomata, Rinomata. Portofino. Sì. Portofino. Io volevo andare, ma era pieno di gente. Noi abbiamo Porto Tolle. Non ha niente da invidiare in quanto mare e catti molte meno persone. Sì, questo è vero, immagino questo è che vero. sia un È po' un po' meno prestigiosa, però comunque una bella località. Prego. Infine le dimensioni. Sì. Se guardi la cartina il Veneto pare tipo un drago. Voi sembrate una costesina mastegata. No, ma non è bello, non è- Perché Liguria? ma non Non si lo può, direi, ma non non è lo direi. bello. Ogni modo, oh caro, adesso non so se che hai letto perché so di dire questo. La sentenza del TAR di Liguria dice che forse l'anno prossimo Sanremo non fa più Sanremo al festival. Chi potrebbe spostarsi ora mi voglio chi venga in Veneto, capito? perché lo sto facendo. Esatto. Allora, cari vertici Rai, vi aspettiamo in Veneto. Dai Rai, facciamo Sanremo da noi Rai. Non vi deludiamo mai, ho fatto anche la rima. Sì, la rima, sì. Tra l'altro avrei già uno sponsor interessato. Ma dai, sì. Tipo? Cianorensocolleghini.it. Basta, Vada assessore! via. Ritorniamo qui a Senz'altro Domenica con una rubrica che ormai è diventata famosissima, che sono le notizie fuori tempo. Cosa In hai cui detto? Famosissimo. Ma tu, guarda che mia mamma la segue tutte le domeniche. ok. È famosissima perché noi sono notizie successe tanto tempo fa, non c'erano i social per commentarle, quindi le commentiamo noi. Esatto. Certo. Oggi però Notizia del 2016. C'erano sui social. Ma infatti, Ma non c'eravamo noi in radio. giusto. Quindi la commentiamo adesso. Vabbè, È una vabbè. notizia molto bella e che riguarda i quotidiani. Voi leggete quotidiani? Ok, capita le volte. no. Quando uno fa così è no. Cioè, qui Non leggete quotidiani si ad è un po' esempio perso. giapponesi? Sì, sì, soprattutto giapponesi. In Non capisco Giappone niente, ma giapponesi sì. hanno inventato un giornale di carta riciclata e vegetale che può essere piantato dopo la lettura. No. Si tratta del bellissima questa Green cosa. Newspaper, Green Newspaper. un quotidiano dell'editore proprietario della famosa testata nipponica de Menichi Shimbisia. Va Puoi benissimo. ripronunciare. No, Menichi Shimbisia. Certo. Ok, Sì, beh, Se vede che te leggi. no, ma ho messo la pronuncia con Google, dovrebbe essere più o meno giusta. più o meno quella. Vai. La cosa particolare di questo giornale è che è fatto da un mix di carta riciclata, acqua Sì. e piccoli semi di fiori o piante aromatiche. No, Quindi cosa bellissima. succede? Una volta che voi l'avete letto, Sì. Che forte.
No, non dirmi. Pezzettate in piccoli No, è pezzettini, spettacolare lo questa mettete cosa. nel terriccio, gli date acqua e nasceranno i fiori. Vedi, questo dimostra che il Giappone vive veramente 50 anni avanti rispetto al resto del mondo. Ma se uno bellissima. legge i giornali online puoi piantare il telefono? No, devi sotterrare il computer. No. Certo. Allora, il progetto naturalmente ha anche un'importante valenza educativa, perché chiaro. nelle scuole il giornale viene utilizzato per insegnare ai bambini l'importanza del riciclo e della sostenibilità. Bello, Però mi bellissimo, sono fatto bellissimo. una domanda, Sì, perché non sì. lo facciamo anche in Italia? Sarebbe bello, sarebbe bello. E cosa succederebbe se noi piantassimo i quotidiani più famosi che abbiamo in Italia? Vabbè. Allora ho fatto un'ipotesi. Vai, vai. Se piantassimo ad esempio la Repubblica. Cosa La nascerebbe? nascerebbero corbezzoli, perché il corbezzolo è il simbolo patrio italiano, cioè è la pianta nazionale dell'Italia, per cui la Repubblica Piantando la sarebbero i corbezzoli. Repubblica, questa è poetica, guys. Se piantassimo il mattino, per esempio, Nascerebbero i bucaneve, Perché? no? La stella del mattino. Siamo Che passati colti. dall'alto al più Ma adesso pratico. passiamo al basso con Pippo e il fatto il quotidiano. fatto quotidiano nasce, pianta de Maria. il fatto bello. E insomma, Ma se invece pensiamoci in Italia. però la maggior parte degli italiani leggono la Gazzetta, Marco. Allora ho piantato una gazzetta e ne è nata una rosa. È un onore avere qui a Senz'altro Domenica il maestro, il nostro cantastorie per eccellenza, il maestro Alberigo Fuffa. Benvenuto maestro. Grazie. Se vi chiedessi qual è il più grande attore di tutti i tempi, probabilmente rispondereste citando uno di questi 68 nomi: Humphrey Bogart, Marlon Brando, James Dean, Clint Eastwood. Non facciamoli Vabbè, tutti, maestro. Martufello, Topo Gigio. Soprattutto. Secondo però un recente sondaggio della prestigiosissima rivista Vita da Star Male, l'attore più talentuoso di tutti i tempi è il veneto Piero Sbrise. Ma è grandissimo. lo Pensate, scopriremo. Avatar, Il Gladiatore, Blade Runner sono alcuni dei film in cui lui non ha recitato. Infatti voi ve ne- Neanche scelto per i provini. Incredibile. Eppure è un talento cristallino, Certo. riconosciuto da tutti. Gli inglesi dicono ting. Un talento cristallino. certo, Piero certo. Sbrise riusciva con una precisione maniacale ad entrare completamente nel personaggio. Per carità, non ai livelli di Rocco Siffredi, no? vabbè, Però maestro. tanta Però roba. entrava anche lui, insomma. Tanta roba, Dai, sì, dai, tanta dai. roba. Il suo perfezionismo è evidente fin dalla sua prima recita all'asilo nido, con quella interprete, quel Amleto commovente, quel monologo carico di emozione. È tele o non è tele? Problema. Grandissimo, meraviglioso. Il problema era proprio etero. Esatto. La precisione è sempre stata la sua più grande caratteristica, fin da sempre. Basti pensare che Piero Sbrise è nato lo stesso giorno del suo compleanno. Incredibile. Incredibilmente, il giorno del suo secondo compleanno compì esattamente 2 anni. Precisissimo. Ci teneva. Intorno a lui si accorgono Maniaco. della sua maniacalità anche negli anni successivi. Se ad esempio vedeva in strada scritto massimo 50 all'ora, lui andava in macchina a 50, faceva guidare Massimo. Era uno che il 7.30 lo pagava entro le 7:15 per sicurezza. Sì. Era uno che sistemava a casa in ordine alfabetico: armadio, bagno, camera, divano e a cucina, tutto questo. Certo. E a cucina. A 18 anni Piero Sbrise decide di fare un provino per la scuola del grande maestro Tito Mannè. Che salutiamo. E gli disse, dopo averlo provinato, gli disse in perfetta dizione: Piero Sbrise, hai talento? Manca un nome di me? Ti serve un nome d'arte? Così cambiò nome da Piero Sbrise a Piero Finferri. Da quel momento la sua carriera decolla. Partecipa alla versione italiana dell'Hobbit, lo Passatempit. Vabbè, maestro, qua. Ma per la sua precisione, picchiarla, per la maestro. sua precisione maniacale, spara al protagonista. No. Perché pensava fosse un cacciatore di Frodo. Non un cacciatore di Frodo. Quindi essendo troppo preciso, Bravo. Pippo, se tu vuoi dargli una sciaffa, io sono Purtroppo il cinema non lo volle più, inspiegabilmente. Ma lui si dedicò al primo amore, il teatro, con una regia straordinaria di Romeo e Giulietta. Ma per essere più veritiero mise il veleno vero a Giulietta. Bravo, così si fa. Incarcerato, poi morì di fame in carcere per un suo eccesso di precisione. I pasti venivano serviti in mensa, ma lui voleva stare sempre nella sua cella perché il giudice gli aveva detto: devi stare dietro le sbarre. avevo capito preciso. Sì. Questa era la storia del più grande attore veneto, Piero Sbrise, forse più noto come Piero Finferri, ecco. o forse ancora di più noto col soprannome L'Imbattonio. Ecco.
A Radio Bella Monella si gioca e si gioca con il quiz del nostro Gaetano, Sì, il fantasmagorico Gaetano Ruocco Guadagno. Allora, quello che vogliamo fare quest'oggi è portarvi nella atmosfera di Sanremo. Ma basta, non Sì, me ne no. posso più. No, però io No, era tanto che non ne sento Esatto, parlare. esatto. E allora io ho preparato un quiz Sì. andando a pescare quello che è l'anello di congiunzione tra Sanremo e il nostro lavoro, cioè la comicità. Ah, bello, quindi bello, con gli bravo. ospiti comici che si sono ok, stati ok. a Sanremo. Che Quindi si sono succeduti bravi, negli anni. sei già un punto avanti perché sai cosa Quindi significa 1-0 per me, succeduti. grazie. Pippo no. Ok. Nel 1995 Pippo Baudo ospitò un celebre comico che ironizzò sulla sua conduzione. Chi era? Roberto Benigni, Giorgio Pannariello, Beppe Grillo, Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Roberto Benigni. No, Beppe Grillo. E invece è proprio Roberto Benigni che fece una esibizione memorabile prendendo in giro addirittura, insomma, Quella che camminava lungo il palco. no, quella è un'altra cosa. Nel 2003 Adriano Celentano, che non è un Sì. comico, però insomma un ospite importante per quell'anno, fece Però un ha fatto monologo. film da ridere. Bravo. Fece un monologo lunghissimo al punto che il pubblico iniziò ad andarsene prima della fine. La regia dovette interromperlo con la pubblicità. Pippo Baudo salì sul palco per fermarlo o il festival finì oltre le 3:30 del mattino. Allora, secondo me Pippo Baudo salì sul palco per fermarlo. Potrebbe essere. Il bravo. festival finì oltre le 3:30 del mattino. E la risposta è esatta, siete No. uno pari, assolutamente Io sì. mi ricordo perché l'ho visto. Veramente? Sì, però sì. mi ha appena svegliato. ha visto i primi minuti della fine del esatto. Nel 2022 Checco Zalone fece Sì. ridere tutti, questa domanda tra bocchetto, fece ridere tutti con un monologo su i social network, l'inclusività e i pregiudizi, i politici italiani, i cantanti rap. L'inclusività e i pregiudizi. I cantanti rap. E la risposta è di Pippo, perché i cantanti rap fu una canzone, ma il tema fu il principale l'inclusività, mi fece, ti ricordi quella, ricordo. quella imitazione Però, del però, brasiliano. se io sentissi Esatto. il notaio potrebbe dire che è 50-50. Ma proviamo questa, dai. Dai, Quale ultima, comico? ultima, L'ultima? Allora, l'ultima facciamo Spara. questa, vediamo un po'. Guarda, vediamo se la sappiamo. Quale comico ha improvvisato un'intera esibizione perché aveva perso gli appunti? No. Luciano Letizzetto, Enrico Montessano, Lino Banfi o Enrico Brignano? Oh, questo è difficile. Questo è difficile, questo è molto difficile. Però direi Luciana Letizzetto. E ripetimi. Letizzetto, Brignano, Montessano o Montessano. Banfi? Montessano. E la risposta è di Pippo, così come la vittoria fu no! Luciano Letizzetto nel 2013. Che poi mi domando, ma vai lì con gli appunti? Chissà. Comunque, Però vince con questo questo quiz facciamo un Pippo! applauso a Pippo, ma anche a Luciana Letizzetto. Bravi. Adriana! Comici che improvvisano, ma che comunque non arriveranno mai a livelli di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio! Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio qui a Radio Bella e Monella. Siamo sempre a Senz'altro domenica fino a mezzogiorno in vostra compagnia. Ma perché dovreste rimanere con noi fino a mezzogiorno? Beh, ci questa è una sono bella domanda. tantissimi motivi. Ad esempio, state cercando una macchina usata? Rimanete con noi! Volete degli spunti di conversazione super intelligenti da sfoggiare con i vostri amici? Rimanete con noi! Volete scoprire come guadagnare 1 milione in una settimana? 1 milione in una settimana? Sì, senza lavorare! Rimanete con noi! Cioè, Ma scusa, ma se uno guadagna 1 milione su una settimana, te pare che ti venga a dire in radio? questo è vero. Ma magari sì, lo scopriremo tra pochissimo qui a Senz'altro Domenica. In apertura di seconda ora di puntata di Senz'altro Domenica vi abbiamo chiesto: state cercando un'auto usata? Perché abbiamo un ospite che è qui appositamente per portarvi le sue, le sue occasioni. Perdibili occasioni. Esatto, Terribili occasioni è corretto. Eccolo là. Occasioni. Eccolo, è arrivato Franco concessionario. Buongiorno. Ciao benvenuto, ragazzi, benvenuto. ciao ragazzi. Cercate una vettura che soddisfi i vostri bisogni e allo stesso tempo tutti gli standard di sicurezza sotto i 2000 euro? Sì, Non ce l'abbiamo. Immaginavo. Però con lei- soli 5 euro in più forniamo il santino di Padre Pio con scritto proteggimi alla guida. Ho capito. Che però, insomma, per quanto Questo utile, è uno uno standard. vorrebbe avere anche. Vabbè, dai, lasci stare, via. Sì, oggi propongo un Audi Q5 a soli Bella. 67.000 euro. Vabbè, 67.000 euro sono tanti. Aspetta, full optional, parametro 0 con diritto di riscatto, anticipo 10.000 euro, TAN 3, tag 19% con maxi rata finale, tu a soli 18 euro al mese per i prossimi 85 anni con leasing o finanziamento. Non ho capito niente. Non ho capito niente scusi. neanche io. Perché pubblicità normale ti pare
sembrare tanto diverso. È vero, effettivamente no. Effettivamente. Prossima. Parametro zero. Non so, perché... È come i giocatori. Esatto, sembra un Prossima, per cambio. dirvi l'occasione, una gran macchina, ragazzi. Questa te fai rotonda in terza. Ma per quale motivo dovrei fare delle rotonde in testa? Ogni volta mi dice sempre sta cosa. Vedesi Fiat Regata dell'84 Sì. con sistema di navigazione avanzato. Vabbè, certo, la regata, è vero. Inevitabile. Prossima, per dirvi l'occasione. Vada. Anche con questa te fai rotonda in terza. Ancora. Allora ci penso. Ford Focus del 2010 a soli 1.000 euro. Vi assicuro che sta macchina qua non ha mai, e ripeto, mai subito incendi a febbraio 2014. Ma perché è così preciso lei? Perché così preciso? Cioè, se lei dice così ci viene il dubbio. Ma lei che giorno? capisce. Che giorno? No, 17. ma per quale motivo? Colore nero antracite, interni neri, sedili essenziali, vetri oscurati, anche quello davanti. Ma non ha mai subito un Esatto. incendio di Ripeto, copiamo. non ha mai subito beh, l'incendio il 17 guarda, febbraio 2014. D'altronde si chiama Focus, che sarà un motivo, bravo. Prossima perdibile occasione, Sì. vendesi Ford Raptor, appartenuta a Quirinius Raptor, cattivo di Harry Potter. Non credo che Vendesi sia Mini lui. Cooper, appartenuta all'attore Bradley Cooper. Bradley Cooper. Vendesi certo. a un Aston Martin, appartenuta a Ampelio Martin, una anziana del mio paese. Perché? Ma non è Vendesi lo una stesso. Chevrolet Camaro, appartenuta alla scrittrice Susanna Camaro. No, è Tamaro, non è Camaro. Tamaro lo dice a qualcun altro. Ma non è, si guardi. Infine, ultima perdibile occasione della giornata, ragazzi. Sta Questa macchina qua Fai rotonda in terza. No, questa è fa in seconda perché ha un po' di roba. Ah, ok. Perché la vende? Jeep Cherokee, piena di pacche, strisci, grandinata, parzialmente riparata. Più che Cherokee, potremmo chiamarla Cherokee da quattro pacche. Pensate, ragazzi, con motore 4x4 per un totale di 16. Tua a soli 4.500 euro. beh. Incluso il simulatore di cintura. Aspetta, cos'è il simulatore in cintura? Che il mestieretto che vende dai cinesi da inserire sul fermo della cintura per non sentire la macchina. Ma è illegale sta cosa, non si fa. È legale, disponibile anche con LED integrato. Oh. E ricordate, cari amici in ascolto, questa sera quando parcheggiate la macchina in garage, fate una carezza alla vostra macchina e dille che quella carezza gliel'ha data Franco concessionario. Che rubrica c'è adesso, caro Gaetano? C'è la rubrica che viene incontro a tutte le persone che vorrebbero leggere un libro ma non hanno il tempo di farlo. Che come se non è se guarda il proprio- film. Cioè, non è bello, io ve lo dico, non è bello. Vabbè, però noi abbiamo questo servizio, infatti torna anche questa settimana Speedy Book per chi per leggere nella sua settimana non trova neanche un book. Questa volta Il Signore degli Anelli. Vabbè, se è grosso però. Sottotitoliamo 1250 pagine, caspita. sottolineiamolo. 1250. Tutto Tutte inizia. scritte, tutte scritte. Certo, tutto inizia quando Frodo, un hobbit tranquillo, voleva stare a casa sua, tranquillo, e eredita dallo zio Bilbo un anello misterioso. Dopo un primo, bravo, dopo un primo sbattimento, perché dice: ma io mi preferivo una casa, a casa Ieso, non aveva a casa Ieso. certo. Però vabbè, mi Che dai sto Nuova Zelanda, anello. Ieso, Vabbè, mi dai sto anello comunque. Scopre però che l'anello è l'unico anello creato dal Signore Oscuro Sauron per dominare Padova, Rovigo e tutta la terra di mezzo. Terra di mezzo, Sì, Padova sì, e esattamente, Rovigo. più o meno in quella zona là. Il mago Gandalf, sì, più o meno, sì, il mago Gandalf gli spiega che l'unico modo però è di distruggerlo. Cosa? Gettandolo nel Montefato, l'anello. scusa, Nel- ma che appena ma regalato. appunto, infatti io dico: ma scusa, ma a me zio mi lascia un anello in eredità. Cioè, capisco che sia anche l'unico, e in più devo buttarlo da quest'altra parte del mondo. No. Manco va su un compro oro. No, e lui è Frodo. No, compro oro, no. Certo, e Frodo dice no, e infatti parte insieme a tutta la sua compagnia di amici. Sam, che probabilmente è diminutivo di Samantha. Beh, Penso di sì. Samantha. Non lo so, credo di sì, è l'unica donna che Oppure non lo so. Sam Saltro. Bravissimo. Ah, bravo. Mary, che di cognome fa Christmas, esatto. certo. E Pipino, noto a tutti per le dimensioni dei suoi piedi. Perché Pipino ha il breve, Pipino il Esatto, breve. poi i Vabbè, piedi. Più in là nel viaggio si uniranno poi Aragorn, che Aragorn, vieni con gli altri. esatto, dai. poi Aragorn. Legolas, che invece è È una famosa attrazione di Lego in Danimarca. bravissimo, bravo, e poi Gimli, che è un nano con un cuore grandissimo ma la pazienza molto corta, si Ah, arrabbia. forte, mi piaceva. E poi Boromir, tipo molto leale. Che è di mestre. Esatto, Boromir, molto leale, di sani principi, che naturalmente cerca di rubare l'anello. Ah, Dopo un po' si unisce a loro anche Gollum, una creatura quello. ossessionata dall'anello, con una veramente. grande crisi di identità, forse la più grande crisi di identità di tutta la letteratura mondiale. Ma dai. Apro parentesi, Non lo con questo libro sono tutti ossessionati da sto anello, infatti. che secondo me non è neanche un bel anello, con tutto il rispetto. Sì, cioè, no, puoi se lo dire. vuoi poi si trova su Amazon a €6,90. ma perché Quello non basta. era Amazon all'epoca? Forse quello, ecco, dopo.
Dopo 1000 peripezie, combattimenti eroici, epici, camminate infinite, soprattutto 1300 pagine, infatti, Frodo e Sam arrivano finalmente a Mordor. Alla fine, proprio quando Frodo sta per cedere tenendosi l'anello, infilandolo, Gollum gli risolve il problema mordendolo e cadendo poi nel Monte Fatto insieme all'anello, salvando il mondo. Aragorn diventa re, Gandalf prende il traghetto per l'aldilà, Sam torna a casa per dimostrare che alla fine il vero eroe è chi sa coltivare un giardino, mettere su famiglia e aprire un mutuo. E su questo siamo tutti d'accordo. Soprattutto sul mutuo. Bravo! Amiche e amici, si gioca qui a Radio Belle Monella perché è il momento del Cazzo C'entra. Che parole sono? Non è una parolaccia, parola. No, è una parola che deriva da quale lingua? Dall'Africa subsahariana. Che pareva giapponese l'ultima volta. Sì, infatti. Che E simpaticosa. questa parola Cazzo C'entra significa non attinente. Esatto. Che ok. cosa succederà in questo gioco? Io vi dirò delle cose, se sentite un qualcosa che non è attinente. Dobbiamo dire cazzo c'entra. c'entra. Vai, subito. Oggi Non si è gioca con quei film che hanno fatto innamorare noi ragazze negli anni 80 e 90. Noi ragazze ragazze. chi? Quei film che noi ragazze non possiamo non avere visto. Ah, Se ok. sentite qualcosa che non va, Io dovete dire, credo di averle viste tutte. vai, Allora, forse il vai. diario di Bridget Jones. Cazzo Cazzo c'entra? Perché scusa, è più recente, no? Più recente. Dai un punto a te. Era del 2001. Vai, allora vedi, iniziamo vedi. col primo Grease. Allora, il No, aspetta, cazzo c'entra? No, aspetta. Grease però- viene da più Sì, vecchi del degli anni 80. 78. Sì, però scusa, ma se sono tutte così, allora Punto non del c'entra. Pippo. Ma no, io pensavo ero preparato sui personaggi. Non protestare. Allora, il leader di una gang di Greaser chiamata T-Birds, il personaggio è Danny Zucco, interpretato da John Travolta. Cazzo c'entra, non No. è Danny Zucco. È Danny Zucco. È Danny Zucco. No. Bippo, stai attento. 1-1, vai. La giovane e ingenua ragazza australiana di origine scandinava Sandy Holson, interpretata da Cazzo Olivia c'entra, Newton-John. non è Sandy Olson. Certo che sì. Ho detto, perché Mi io so che ricordavo chiamo- della Sandy. Sì, degli esperti o gli altri? No, è Sandy, Sandy, vai. Marty McFly, interpretato da Michael. Cazzo c'entra, ma che Fly è il ritorno al Vabbè, futuro, ma dai. come non capivi niente, avevo detto una fascia. Vabbè, Bene. vabbè. Allora, la febbre del sabato sera. Cazzo Cazzo c'entra? c'entra, è ancora più vecchio del... Ti ho dato l'aiutino, è sempre del 1987. vedi. Vai. Ricordiamo che la storia parla di un ragazzo che sabato sera si misura la febbre e non può uscire. No, non è Cazzo vero. c'entra. Sta malissimo, Cazzo c'entra. sta morendo dal dolore. Cazzo c'entra. Il termometro segna 37,1. Esatto. Vabbè, sì, Questo è male. vero, però Questo è cazzo vero. c'entra. Allora, l'italo-americano Anthony Tony Manero, interpretato da John Travolta. certo. Che abbiamo già ritrovato in Grease, quindi in questo caso è John un'altra volta. No, vabbè. Ma per Vamo via. piacere, Ciao a per tutti, piacere. La ragazza innamorata di Tony dal nome Annette. Cazzo c'entra? E invece è vero, Annette. Ha fatto il trabocchetto, ha fatto il trabocchetto. Esatto, e Lucien, amico di Annette, con cui però a forti diverbi anche per brutte cose successe col fratellino Dani. Cazzo c'entra. Dai, ma questa qui è... Ti monti con Annette. E finiamo con Nothing Hill. Ah, Che bello. pronuncia. Che comunque è un cazzo 98. secondo me Notting Hill non è 80, non è 99. Vedi. Il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Nothing Hill, Sì. William Traker, interpretato da John Travolta. No, cazzo c'entra. Era no, Hugh no, Grant. Hugh Grant. La stella del cinema Anna Scott, interpretata da sì, Julia Roberts. sì. L'eccentrico coinquilino di Sì, William bellissimo, Spike. Sì. Bravissimi. Un abitante di Nothing Hill, Benny Hill. Cazzo c'entra. Cazzo c'entra? Però credo che a naso stavolta abbia vinto sulla mano Pippo. tutte io. Che bravo. Pippo. Quanto bello è vincere a cazzo c'entra anche stavolta. te lo Scusa, fa. la vita, proprio in questo caso cazzo c'entra che hai vinto tu. Le ho risposte tutte giuste io, vabbè. Comunque, Dai. oggi vi vogliamo dare anche un altro servizio che è quello di darvi alcuni spunti per una bella chiacchierata domenicale, no? sì. Soprattutto per sembrare intelligenti. Sembrare, Perché non importa esserlo, basta sembrare. Bravissimo. Questo è il mondo di oggi, ragazzi. Questo è il mondo di oggi. Bravo, parliamo di segni zodiacali. Bello, perché a un bello. certo punto qualcuno, soprattutto se è una ragazza, ad esempio una donna. questa cosa, scusa? Perché sono No, le ragazze perché che di hanno solito il segno no, certo, perché di solito è una delle domande che diventano interessanti per l'altra persona per conoscervi più a fondo, perché i segni per broccolare, per zodiacali broccolare. dicono di più, insomma, Certo, della persona. Vi domanderà di che segno sei. Ecco allora alcuni punti a lunga conservazione. Vai, spiegaci. Oh, lo sapevate che oltre ai 12 segni zodiacali più noti,
Esiste anche un 13° segno zodiacale. Veramente? Assolutamente Io non sì. conosco neanche i 12. No, infatti, esatto, è già quindi difficile. non Si lo so. chiama Ofiuco. 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 Noto anche come Ofiuco. portatore di Napoletano. serpenti, no, più o meno. Portatore di serpenti. Si trova tra lo Scorpione e il Sagittario. Ah, quindi là, tra- a destra, dopo più o rotonda. meno tra il 29 Sì, sì, ho novembre capito. e il 17 dicembre. Gli antichi babilonesi, insomma, quando crearono lo zodiaco lo divisero comodamente in 12 parti Certo, uguali, una ma per in mese. realtà ci sarebbe anche l'Ofiuco. Fiuco, Poi invece il primo segno zodiacale è l'Ariete. L'Ariete, Bravi. questo lo so. Però Certo. è relativo ai mesi a cavallo tra marzo e aprile, Sì, quindi non Pur gennaio. essendo Ariete è a cavallo. Cavallo. Bravissimo. Curiosa sta cosa. Questo sì. perché l'Ariete è associato all'equinozio di primavera che si ecco perché verifica a cavallo, è sì, equinozio. vabbè, allora le facciamo tutte per piacere. Quindi perché si verifica quando l'equinozio è il 21 21 marzo, bravissimo, perché l'hai letto. No, perfetto. perché compie l'anni mia mamma. Hai visto, Ah, perfetto. Curinella! E quindi è inizio di un ciclo annuale del sole e l'inizio anche di grandi allergie di Certo, solito. Sì, certo, molto certo, spesso, certo. sì, molto spesso. Poi ad esempio i segni zodiacali non sono fissi nel tempo. Cioè a causa di un fenomeno astronomico noto come precessione degli equinozi. La precisione degli equinozi, ma scusi, Ma io ci Sì, andavo esatto. quando ero piccolo e Quella portavo è- le candele. È a processione, sì, Ah, no, no. non è quella. I segni non corrispondono più esattamente alle costellazioni originali che gli antichi astrologi usavano come riferimento. Ok. E questo movimento provocherebbe cosa? Cioè è un fenomeno per cui c'è Quindi una slitti di segno. slitti di segno ogni 26.000 anni. Ma io credo che Beh, comunque dai. manterrò il mio anno. Bravissimo, bravo, anche Penso io che- penso di Tu sì. sei, Anche Gai? perché io sono Leone. Leone? Capricorno. Capricorno, ecco, tuttavia Quindi gli per cui astrologi i pesci potrebbero andare a finire dentro l'acquario, quindi praticamente sì, tuttavia gli astrologi tradizionali non lo considerano un problema, anche perché tra 26.000 anni saremo tutti del segno dei defunti. O forse del segno del Ofiuco! torna a trovarci un amico che mancava dalla scorsa stagione di Senz'altro Domenica, Certo. il nostro consulente finanziario Maris Jacopone. Grazie, grazie. Maris. Ciao ragazzi, Certo. sono molto felice di essere ancora con voi ragazzi. Io un po' meno, devo essere onesto, perché tu ogni volta vieni qui, parli di tante cose, ma in realtà di concretamente degli... Bravo no, Gaetano, non ci dà nulla. Bravo, è bravo. Gaetano. Chiediamolo Vabbè, subito vabbè, a Maris dai. come sta andando l'economia in questo Bravo momento. Pippo, bravo Pippo. Allora, dopo il grande boom, il miracolo economico italiano, Sì. l'abbattimento dei tassi e la ripresa Sì. dell'economia, oggi siamo al momento carta igienica. Cioè? Tutto sta andando a rotoli. ecco, Infatti ecco. molti ascoltatori sono preoccupati di questo momento, c'è aria di crisi, vero? Molti si chiedono quando scoppierà la bolla. Esatto. Quando? Non vi preoccupate ragazzi, come dico sempre, se la bolla scoppia cambia Big Bubble. Certo, chiarissimo Ma che come sempre. Ma no, ma chiarissimo cosa, non è... Senta piuttosto, adesso c'è Trump, no? Non lo bravo, conosco bravo. personalmente. Sì, bene, sono contento. Forse però c'è anche un po' più di casino, forse no, io non so. Cioè, Non si capisce. tu cosa ne Ragazzi, pensi? è appena cominciata la guerra dei dazi, che fa anche rima. sì, Ragazzi, sì. è appena cominciata la guerra dei dazi. Sì, però non è solo una rima, no? C'è un problema, no, dei dazi. Dazi dall'America, Sì. dazi dalla Cina. Sì. Sono dazi amari. Certo, No, sì, un Mary, po' sì, un po' Tutto sì. costa di più, ragazzi. Anche il pane costa di più, colpa dei dazi sul grano russo. Ah, sì. Dazi oggi il nostro pane. Ma per piacere, No, vabbè. ma vedi che è anche poeta. Ma no? poeta, sei un imbecille, non è un No, poeta. Allora come possiamo farcela? Guarda che tanta gente non ce la fa più arrivare No. a fine mese. Ma Pippo, come si fa? ricordati, Pippo, quando sei a pezzi, Eh. ricordati che la Macedonia ne ha fatto il suo punto di forza. E Penso qua che hai ci ragione. siamo capiti. Certo, Ma qua ha ragione certo. cosa, cioè Bravo. senta, bisogna che tu dica qualcosa di concreto, non puoi fare questi Allora vi dirò paragoni che- qualcosa in più, ragazzi. Bisogna rischiare, bisogna rischiare. oh. Tutti noi possiamo avere della liquidità da usare per investire. Te, Certo. Gaetano, ne hai tanta, ma No, qualcosa non possiamo è- avere tutti. No, non è che Dei soldini messi da parte. Come si fa? Come si fa, Mary? L'eredità di un parente morto. No, vabbè, insomma, non è La che- rendita di una ricca signora anziana che abbiamo sposato per convenienza in attesa della Ma sua no, prematura di partita. No, no, Speriamo no. prematura, Ma no, ragazzi. che speriamo? No, questa ma scusi, la Ci vecchia sono signora varie no. strategie di accumulo del capitale. Guardi, la vecchia signora no, Maris, no, abbia pazienza, cioè non mi pare una cosa dritta valida. Non dammi dipende la da dritta. noi, non dipende da noi. E se dipende da noi è meglio che non Vabbè. lo si sappia. Ma, allora, ma ragazzi, dacci qualche indicazione più specifica. Come consiglio la lettura del libro Come fare 1 milione in una settimana in 10 modi, di cui uno quasi legale. Ah, però, Come ah, quasi legale? Libro del mio amico Danny Fitizio che vi beh, già consiglio, il nome. ragazzi. Tradotto in molte lingue, purtroppo tradotto anche in molte
le carceri. Non vogliamo saperne di più. Guardate che Dennis lo chiami e risponde dal cellulare durante gli spostamenti. Certo, quello della polizia, il cellulare, sì. Ripeto, non vogliamo saperne di più. Maris, torna a trovarci presto e ti salutiamo. Grazie ancora per essere stato con noi, il nostro Maris Jacopone. Ciao a tutti e ricordate, se non vuoi un fuffaguru con Jacopone vai sul sicuro. Non ti senti un po' più ricco, Gaetano, dopo questa puntata? Non certo grazie ai consigli di Mary Jacopone, ma grazie al fatto ma grazie alle risate che abbiamo fatto insieme anche quello stamattina. sì, queste 2 ore passate in allegra compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre qui su Radio Bella e Monella. Vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Ma se qualcuno avesse perso tutta questa ricchezza, come si fa? C'è il podcast, basta andare Bravo. su Radio Belle Monella o sul sito di marcoepippo.com e cercare il podcast Voce del Verbo. Mamma mia, non sapevo mica che si potesse riascoltare. Ah, vuol dire sta roba qua, il podcast. Sì, è tutto là, è tutto là. E noi come al solito vogliamo chiudere con una bella citazione, una piccola ispirazione. la frase di oggi è di Mark Twain che dice: la vita è breve, rompi le regole, perdona in fretta, bacia lentamente, ama veramente, ridi incontrollabilmente e non pentirti di niente che ti abbia fatto sorridere. Anche Mark Twain ascolta Senz'altro Domenica e noi ci sentiamo domenica prossima con Senz'altro Domenica! Everybody move it.